Andiamo a giocare. Scalata. Sei tu forse? Oh. Eh, ok, ok. Poi minchia scalata. Allora, E4. Che cosa volete su E4? Dai, veloci. Veloci, un'apertura su E4 velocemente. Così. Quanti nomi? Grazie, insalata. Eh? Ti piacciono? Qual è il tuo preferito? Ehm, Vabbè, non mi state scrivendo sull'apertura, quindi vado della mia cara francesina. Idea della francese qual è? Andare a controllare il centro in due tempi. Bravo, bravo, esatto. Grado perché Gary Kasparov, uomo di testa. L'idea è di andare a controllare il centro in due tempi, quindi preparandolo con E6 per poi giocare D5. Quindi cavallo C3 e qui andiamo di D5. Andiamo a lottare per il centro, lui ha fatto cavallo C3, che comunque non ci preoccupa perché appunto sulla presa riprendiamo. Questa vi dico che è una variante simil variante di cambio, molto molto solida, forse fin troppo solida. Però non ci spaventa neanche questo. E la nostra idea appunto qui è sempre controllare il centro, è una posizione molto molto bloccata. Ehm, Cavallo F3, vabbè. Cavallo F3 non è una mossa che mi entusiasma, questo onestamente. Perché non mi entusiasma? Voi pensateci e interagite un po' di più perché insomma se non ci fosse insalata qui io mi sentirei solo. Un po' come Han. Che bella battuta. Comunque, detto questo, perché? Perché mi lascio la casella centrale. Cioè, qui era giusto, era corretto giocare D4 per lottare per il centro. Non che cavallo F3 non lotti per il centro, ma mi dà la possibilità di occuparlo e comunque di dargli fastidio nello sviluppo di diversi pezzi. Con che mossa? Con D4. Ora, vi sottolineo, anche io farò le mie minchiate in queste partite, però sicuramente qua mi sta lasciando un buon gioco e vi dico il centro è l'elemento più importante. Oh, oddio, il più importante, uno dei più importanti. Cavalle 2, ok, sta minacciando il pedone. Qui è interessante anche fare D3. È interessante. Oppure tenere, penso che tengo e gioco C5. Gioco C5, va bene. Poi vi dico, è molto importante sempre formulare un piano. Che piano potremmo formulare qua? Molto banalmente, giocare cavallo C6 e poi sviluppare i pezzi mettendoli proprio bene. Allora, io devo imparare le freccette bene su chess.com, ok. Allora, mi va a giocare alfiere G5. Potrei giocare F6. Potrei giocare donna B6. Potrei giocare alfiere 7. Mm, vabbè, dai, facciamo alfiere 7. Facciamo alfiere 7. Ah, devo aggiungere il pre-move. Importantissima questa cosa. Non ho aggiunto il pre-move nell'account. E se no i furti come li facciamo? Furti chiaramente specifico, non in stile Juventus. Ciao, The Big Boker. Ma che bel nome. Ma particolare, particolare. Ma da cosa deriva? Cioè, io questo voglio capire. Da cosa deriva The Big Boker? Ehm, allora, cavallo G3. Mm, non mi fa impazzire il fatto che il cavallo possa andare in H5. Vabbè, io direi che intanto mi arrocco. Eh, mm. Ok, qua gioco cavallo D5, metto questo cavallo al centro, minaccio cavallo F4, su cavallo 4 sua vado a giocare B6, ok.
Cavallo F4 sicuramente rompe un po' le palle. Bella Riccardo, tutto bene? Sì, benissimo, perché? Mi piacciono le bici, vado sempre a vedere il mio padre, le mie passioni sono le bici di scacchi, mi piacerebbe diventare forte come te un giorno. Ma perché le bici? Io non vado in bici. Ho visto però Caparezza ribaltarti in bici, dopo avergli rotto il freno con lo scardino a radici. Comunque, tutto bene, tutto bene. Mi sto sentendo poco presenti, quindi voglio più consigli sulle aperture, che giocare, che non giocare. Insomma, ragazzi, presenza. Poi c'è The Bigger Burger, insomma, non è che mica pizza e fichi. Ok, vado a giocare B6. La mia idea è quella di tenere C5. E qui potrei anche pensare di diventare un sacrificio. Però non so quanto vada. Vabbè, dai, giochiamo una mossa tranquilla. Giochiamo torre 8. Torre 8 è una mossa silenziosa, secondo me. Che cosa sto minacciando con torre 8? Pico 05. Rispondimi tu. Ok, lui ci è cascato in pieno. Ora qui devo trovare come giocarla nel modo corretto. Allora, praticamente qual è il discorso? Io qui sto attaccando l'alfiere. Con torre 8 l'attacco a raggi X. Cosa significa? Che non lo sto attaccando direttamente, minaccio di andare ad attaccarlo. E in effetti la posso fare anche subito, che è molto più forzante. E ho preso un pezzo. Magari c'è un po' di compenso, diciamola così. Però insomma non è... no, insomma la posizione è già abbastanza compromessa per lui. Perché appunto il pezzo è perso. Qui bisognava stare un attimo attenti. Eh... Ok, sta provando una cosa carina, però qui si è dimenticato, perché qual è la sua idea? Che se io mangio qui, mi va a giocare donna H5 minacciando sia F7 che H7. Che non ci riuscirò mai a fare i giusti. Oh, niente, non ci riesco. Ok, solo così, ok. Può minacciare questa cosa. Però qual è il discorso? Cos'è che si va a perdere qui? Sto pensando però se funziona. Allora, stavo pensando donna G5, donna per G5, però c'è una mossa forte per lui. Vabbè. Allora, intanto vi invito a trovarla, dopo ci andiamo di nuovo a ragionare, però mi sa che qui devo prendere. Lui giocherà donna H5, che è la mossa più corretta. Invece no, va bene. Niente, ha perso due pezzi e... se finì. Poteva esserci un po' di controgioco, onestamente. La poteva andare a migliorare. Proprio senza dubbio. Dopo vediamo, vi faccio vedere la variante che avevo pensato. Ehm, Donna per G5. Ok. Molto debole sulle case chiare. Ehm, Non voglio dargli possibilità, quindi di gioco donna F4 con l'idea di giocare cavallo E5, cavallo F3 e donna H2. Questa è la mia idea. Ok, F3, almeno questa l'ha vista. Vabbè, ho due pezzi in più, quindi posso anche cambiare le donne. Tanto se non le cambia, praticamente può abbandonare. Vado un attimo più veloce qui perché insomma la partita è andata vicino alla fine. Se fa B3 gioco B5, se gioca A4 gioco A6. Quindi continuo a tenere la struttura. Due pezzi in più, penso che per tutti sia chiaro che è un vantaggio incredibilmente decisivo. Perché due pezzi, cioè, vanno a vincere insomma con grande velocità. È un vantaggio grossissimo. Se andiamo dal punto di vista dei punteggi è più 6.
Poi vi dico, mi è capitato di rubare le partite. Buonasera. Com'è? Com'è? Ma un po' stanco. Però carico per la speedrun. Soprattutto ora che ci sei tu. Insomma, tutto di nuovo assume una bella luce perché insomma c'è poca presenza in chat. È un po' più noiosa oggi la chat degli altri giorni. Quindi insomma dai, dammi qualche motivazione tu. Poi ti chiederò le aperture e me le dici tu. Ehm, Poi insomma qui il mio avversario diciamo che non abbandona. Eh, ok, cavallo B3, minaccio D2, minaccio... Vabbè, D2 la faccio lo stesso. Eh, Ora ho in mente un sacrificio di torre, proprio perché voglio concludere questa partita. Allora, perché il sacrificio di torre? Perché tanto il pedone va a promuovere. Quindi posso anche permettermi questo tipo di... Anzi, facciamo prima questa. Poi questa. E poi alfiere 4. Perfetto. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Vabbè, allora, anche questa partita è un po' moscia. Sì, perché poi avevamo gli scacchi. Cioè, insalata, ti piacciono gli scacchi a me? Speedrun, ma di che cosa stiamo parlando, maestro? Allora, la ripetiamo. Che cos'è la speedrun? Una corsa veloce verso l'Olimpo scacchistico, verso il milione di euro scacchistici, tutto scacchistico. Cioè una crescita molto veloce, che però, cioè molto veloce dipende, perché le minchiate le facciamo tutti. Ehm, Andando pian piano a salire, vincendo le diverse partite, il livello aumenterà, quindi all'inizio sono più semplici. Se vedete ho ora 1000 forse? 1028. Pian piano, arrivando un po' più in alto, le partite saranno di livello più interessante e quindi può essere molto utile perché andiamo a vedere le differenze di livello, cioè il livello come all'inizio, come andando più in là. Comunque mi fa piacere che miate gli scacchi, ma d'altronde dai vostri nomi si evince. Comunque, andando un attimo indietro, di qua E4 E6, D4 cavallo C3. Vediamo se qui mi fa muovere i pezzi. Così sì, ok, cavallo F3, D4. La cosa che vi dicevo è che qui è molto importante in questa partita contro... Che poi questo nome è greco? Greco? Ah, beh, simpatici i greci. Poi soprattutto le sigarette greche sono buone. I piatti greci un po' meno, secondo me. Eh, Vabbè, chissà che ne pensa del Bigger Burger dei greci. Questa è una domanda che mi faccio, perché insomma, vorrei saperlo. Detto questo, qui l'idea era giocare D4. Cioè qui lui doveva giocare D4, è una variante molto passiva, diciamo, dove non si gioca, dove non si fa giocare niente. Grande Riccardo 0080, peraltro bellissimo nome. Davvero un bel nome. Bisogna dirlo, eh. Dare a Cesare quel che è di Cesare in pratica. È grande che sei diventato follower. In realtà anche The Big Boy è diventato follower, quindi bravo, chapeau.
Detto questo, qui bisogna lottare per il centro. È molto importante andare a lottare per il centro. Il pedone D lotta per E5, il cavallo appunto lotta per E4. Si va a fare questa doppia lotta. E vi dico perché pattaiolo: perché il centro è molto bloccato e non è facile riuscire a fare grandi squilibri, secondo me, in questo tipo di schemi. Poi dipende chiaramente come vanno a giocare i due giocatori, però la variante di cambio, non so se c'è qualcuno qui che gioca la francese, ma è considerata una delle varianti più pattaiole e si può giocare anche con un ordine di mosse diverso. Di solito l'ordine di mosse più frequente è con D4 o D5 ora, presa presa, per poi magari giocare prima alfiere D3 o cavallo F3. Queste possono essere idee molto interessanti. Su alfiere D3, ad esempio, a me piacciono diverse varianti, però è molto interessante la variante con C5 giocata da coach Noi nel 78 contro Tatai. Non so se conoscete Tatai, è stato campione italiano diverse volte. ehm, Dove in pratica questa è una partita abbastanza famosa a Rocco. C3 alfiere per C5, se non erro qua tipo torre D1, torre 8, donna C2, donna D6, H3, se non erro una cosa del genere. E qui tipo fu giocata donna G3, se non era un'idea simile. Composizione molto molto interessante. Non mi ricordo la partita. C'è anche qualche linea con cavallo 7 ed F6 che è un po' meno battagliola. Esatto, giusto. In che senso Mad Chess? Io comunque gioco pure quelle linee. Ma Mad Chess? Non... Un attimo, un attimo. Che cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa strana? È un account dedicato a me? Non credo. Forse sei marzatico. Tatai era mio cugino. Sei marzatico? Allora, lasciando vedere come abbiamo giocato. L'altra volta abbiamo giocato e ho giocato malissimo. Però questo è furto di identità. Quindi io ti direi prima o poi un match per capire chi è il vero Marza. Se te la colli. Comunque sì, ci sono la cosa che diceva lui, che comunque stiamo facendo anche il corso di istruttore nazionale assieme, non so se hai visto. Ma questo è... Ma ci sono qui dei ladri, ci sono dei ladri. Eh, capito? Capito? Perché io non... Ragazzi, vi dico questa cosa. Mi chiamano tutti Marza. Oppure i miei amici, quelli un po' più scemi, diciamo, mi chiamano alle volte Marzaturi. Però sono appunto veramente un po' lesi di cervello loro. Ma lo sanno di essere lesi di cervello. Soprattutto che giocano a un gioco che vi dico che è tipo l'imitazione scema degli scacchi e si chiama LOL. Che è proprio la demenza pura. Soprattutto questi, miei amici. Comunque. Niente, il discorso quindi è che ci può essere, è vero, ci può essere anche qualche variante un po' meno battagliola con su presa presa con cavallo F3 o anche alfiere D3 ad esempio, con cavallo C6. Con cavallo F3, cavallo C6, però esiste una variante molto interessante con alfiere B5 ora. Con l'idea che dopo cavallo F6 si va a giocare C4, no, dopo alfiere D6, scusatemi, si va a giocare C4 per fare poi D5 e giocare sull'inchiodatura, che va a rompere un po' questo piano. Però il piano che diceva il Mazza falso, scherzo ovviamente, oppure no. È interessante, cioè l'idea è quella di andare a giocare, che ne so, con alfiere D6, ops, alfiere D6, cavallo E7, mettere l'alfiere in G4 e poi fare F6 e giocare con donna D7 a blocco lungo. Qual è l'idea? Andiamo a giocare con la blocco lungo per provare un po'... esatto. Due...
mi sto confondendo con queste due cose di due marze, mi fa troppo ridere. No, no, io... no, Fortnite può anche quello un po' bruciare all'inferno, mettiamola così. Citando José Mourinho, che gran stronzata. Comunque, devo recuperare il filo, che salutiamo. Comunque, in pratica, quindi dicevo che qui ci possono essere delle idee molto, molto interessanti, però comunque ci sono degli squilibri perché si va a giocare a avocchi omogenei contro avocchi, cioè da avocchi omogenei si va a giocare con gli avocchi eterogenei e ci può essere qualche chance, diciamo, di controgioco del bianco con C3 e B4. Non so se questo Mazda Chess ti è mai capitato di giocarci contro. Sono piani un po' difficili. Però sicuramente è la variante più interessante. Cioè appunto meno pattaiola. Perché se vogliamo giocare in modo un po' più simpatico, secondo me un po' più cercare di non confutare, però insomma non far sì che ci sia una posizione troppo pari col centro statico dove comunque si gioca appunto si può andare a vincere magari un finale ma non altro. La variante giusta potrebbe essere secondo me questa con alfiere D6 cavallo E7 e fare F6. E poi giocare con la batteria per provare a giocare con gli avocchi eterogenei. Sicuramente sì, quindi concordo con te. Comunque, questa cosa di Mazda mi ha un attimo sconvolto, quindi devo riandare ad analizzare la partita. Dicevo E4, E6, cavallo C3. Si potrebbe giocare a seconda appunto di 4, ma fatto sta che qui andiamo a rientrare in una variante di cambio lo stesso, presa, cavallo F3, l'errore appunto è che lascia il centro, quindi io ne approfitto e gioco qui D4, cavallo E2, C5, tengo il centro. Potevo anche, vi dicevo live che stavo pensando alla variante con D3, con l'idea magari appunto di non riprendere il pedone ma di riprenderlo alla lunga. Però non so, è stata una scelta che comunque già ha una posizione orribile, quindi alla fine va bene anche con C5 secondo me. Come è andato in partita? D3, cavallo C6, alfiere G5. Qui pensavo anche a qualcosa con F6 perché alla fine la sua mossa non è che mi minaccia niente di che. Però se andiamo a vedere un discorso di alfieri buoni contro alfieri cattivi, diciamo, lì si basa molto sulla struttura pedonale. Siccome i miei pedoni sono su casa scura, il mio alfiere buono sarà l'alfiere campo chiaro, i suoi pedoni sono su casa chiara, quindi il suo alfiere buono è questo. Quindi in pratica mi fa comunque un favore se gioco alfiere 7, perché cambio gli alfieri e già qui è una bellissima posizione. Alfiere 2, se vedete, questo alfiere è debolissimo, non gioca per niente. Cavallo D5, metto il pezzo al centro. Cavallo F4, minaccio diverse cose, ma comunque più che altro un cavallo qui che è davvero fortissimo. Ad esempio, controlla tantissime case, compresa quella centrale. Cavallo E4, B6, perché comunque tengo il pedone. H3, torre 8, e qui io sto minacciando F5 e di andare ad attaccare E2 con due pezzi. Quindi il fatto che stia minacciando quest'idea deve mettere chiaramente il mio avversario in allarme. Qui magari non lo so, torre 1, chiaramente la posizione è inferiore, però può essere comunque abbastanza rognosa. Cioè rognosa, si può ancora tenere più che altro, questo è il discorso. C3, prendo, F5, qui la variante secondo me interessante poteva essere donna G5, ma su donna G5 che cosa ci potrebbe essere anche secondo voi qui? Secondo me c'è una mossa molto forte che non è cavallo per G5, ma è, rullo di tamburi, cavallo F6. E l'idea è che appunto poi può mangiare 8 e mangia anche C6, quindi in pratica perdo qua, paradossalmente. Probabilmente, cioè forse qui posso giocare, non lo so, no, C6 non lo mangia, scusatemi, lapsus. No, invece sì, niente, giusto.
Quindi qui rischiavo di perdere addirittura. Ho fatto la semplice D pre 4, sì va bene, F pre 4. Lui deve giocare qui, secondo me questa. Posso giocare H6, donna F7, qui donna G6, magari appunto io prendo in G5, lui prende qui, comunque un pezzo in più, cioè mi ha dato problemi, però la vittoria comunque ce l'ho sempre in tasca. Così una volta che mi va a cambiare, a perdere il secondo pezzo, perché ha preso qui di pedone e non ha giocato donna H5, e comunque non ha fatto neanche una mossa che poteva essere ancora meglio, cioè tutte erano meglio di D pre 4 praticamente. Dopo che cambiamo i pezzi, in pratica qui la posizione è talmente vinta che comunque mi sono anche permesso di fare una cosa che è abbastanza scorretta secondo me, che torre per E4. L'idea è quella di andare poi a riprendere comunque la torre, cioè non so se è scorretta, però un po' mi puzza che non sia la mossa migliore. Ecco, ok. E in pratica niente, poi ho dato qualche scacco e dopo alfiere 4 mi vado a mangiare H1. Abbastanza semplice, una vittoria abbastanza semplice. Devo dire che comunque sicuramente poteva resistere un po' di più, questo senza dubbio. Detto ciò, andiamo a giocare una seconda partita. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!